Centinaia di interventi in tutto il Veneto per la violenta ondata di maltempo di ieri pomeriggio, capannoni scoperchiati, alberi caduti, cavi elettrici troncati. Il governatore Zaia chiede lo stato di crisi. Erano andati a passeggiare lungo il Piave quando sono stati sorpresi dal maltempo. Due ragazzi di 18 anni avevano trovato rifugio su un isolotto in mezzo al fiume, tratti in salvo dai vigili del fuoco. Femminicidio di Musile, sarebbe stata la gelosia a scatenare la furia. Omicidio di Antonio Ascione, che avrebbe perso la testa dopo aver letto alcuni messaggi nel cellulare di Mariarca. Omicidio di Natascia Bettiolo, uccisa a Trebaseleghe dall'ex fidanzato davanti alla scuola in cui lavorava come cuoca. Dopo un lungo silenzio l'omicidio racconta l'ha uccisa per gelosia. Il direttore dell'USL mi ha negato di volersi candidare, così il sindaco Manildo ospita ieri sera 20:10 l'annuncio di nuovi parcheggi gratuiti e le risposte alla Lega. Ladro porta bagagli all'aeroporto veneziano di Tessera, l'addetto sorpreso dalle telecamere a rubare i contenuti delle valigie nella fase di carico e scarico. E strage di tartarughe marine sulle spiagge del Lido di Venezia, troppe imbarcazioni che viaggiano come fossero in autostrada, dice il WWF, che invita tutti a collaborare al salvataggio. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. In primo piano anche oggi la violenta ondata di maltempo che ha devastato la nostra regione, tutte le province colpite, danni per alberi caduti, tetti scoperchiati, cavi elettrici troncati. Il punto nel prossimo servizio. Poco meno di 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco ieri in Veneto per il maltempo che dalle prime ore del pomeriggio si è abbattuto sulla regione. Da Vicenza a Venezia, da Treviso a Rovigo, nessuna provincia è stata risparmiata da temporali, raffiche di vento, grandinate. I territori maggiormente colpiti quelli della Marca e del Veneziano, oltre una settantina, qui le chiamate al 115, arrivate in particolare dai comuni di Noale, Martellago, San Donà. Nel Trevigiano, pompieri al lavoro nel Monte Bellunese e nella Castellana per la messa in sicurezza di piante, pali e cornicioni pericolanti. A Quinto di Treviso un capannone è stato scoperchiato dalle forti raffiche di vento. A Carano San Marco una grossa pianta è caduta sul Brentella con il rischio che interrompesse il normale corso dell'acqua. In provincia di Vicenza diversi comuni investiti dalle forti precipitazioni che hanno causato allagamenti e la caduta di piante. Nel Padovano, a Campo San Piero, un albero è finito sui cavi elettrici a ridosso di alcune abitazioni. Anche nel Veronese, in provincia di Rovigo, decine di interventi, soprattutto per il taglio di arbusti. Infine nel Bellunese, vigili del fuoco al lavoro per dei sassi caduti lungo la statale 52 a Santo Stefano di Cadore. Allagamenti poi a Cortina e a Belluno, dove un cavo di media tensione è stato troncato. Intanto il presidente della regione, Luca Zaia, ha deciso di dichiarare lo stato di crisi, atto questo propedeutico alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza. E il maltempo ha sorpreso ieri una coppia di fidanzatini di 18 anni che erano andati a camminare lungo il Piave e poi sono appunto stati sorpresi mentre si trovavano in un isolotto in mezzo al fiume. Sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. Coppia di fidanzatini diciottenni rimasti bloccati su un isolotto del Piave a Roncadelle e salvati nella notte dai vigili del fuoco. La coppietta era rimasta intrappolata dopo aver deciso di guardare il fiume per un tratto di 200 metri. Doveva essere una passeggiatina romantica e avventurosa sul Greto, ma poi, a causa del maltempo, il livello del corso d'acqua si è rapidamente alzato, così come la corrente è aumentata, trascinando vari detriti, con la giovane coppietta accortasi all'improvviso di essere rimasta completamente isolata. I vigili del fuoco, constatata l'impossibilità di raggiungere i ragazzi con un gommone per la forte corrente presente in quel punto, hanno fatto arrivare una speciale imbarcazione da fiume a chiglia piatta, un Phantom da 500 cavalli. La barca fluviale con il personale SAF, cioè Spelo Alpino Fluviale, ha raggiunto l'isolotto e portato in salvo i due giovani, scossi ma senza nessuna ferita. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alla mezzanotte. Il femminicidio ora di Musile di Piave in provincia di Venezia sarebbe stata la gelosia a scatenare la furia omicida di Antonio Ascione, che avrebbe perso la testa dopo aver letto alcuni messaggi nel cellulare dell'ex moglie. Ci vorrebbe un po' un controllo e anche che le donne si fidassero di più.
Mariarca Mennella non ce l'ha fatta a denunciare, ha tenuto tutto per sé, confidando saltuariamente alla sua famiglia le pene di un matrimonio oramai finito e del suo ex, che non si sarebbe rassegnato a perderla per sempre. Maria Archetta voleva riconquistare la sua libertà, ma la sua nuova vita al nord, il suo lavoro come commessa in un bel negozio a Noventa di Piave, la gioia dei suoi figli non sono bastati a ridarle la serenità perduta. Antonio è stato più forte di lei. Sabato sera, dopo aver finito il suo turno di lavoro a Jesolo, l'ha chiamata perché non sapeva come tornare a casa. Mariarca non ha risposto e da quel momento la rabbia e la gelosia hanno sopraffatto l'uomo, che è riuscito comunque a raggiungere la sua ex nell'abitazione di Via Dante a Musile. Lì ha preso il cellulare della donna, ha letto i suoi messaggi, ha scoperto le nuove legittime frequentazioni della sua ex e ha perso la testa. Ha afferrato un coltello da cucina e l'ha colpita con fendenti fatali alle spalle e al costato. Oggi l'udienza di convalida del fermo davanti al giudice Roberta Marchiori. L'accusa è di omicidio volontario. Nelle prossime ore il PM conferirà l'incarico per l'autopsia sulla salma di Mariarca Mennella e sarà affidata una consulenza per la ricostruzione della dinamica dell'omicidio. E un altro femminicidio, quello dello scorso 18 maggio nel Padovano a Tre Baseleghe, con la morte di Natascia Bettiolo. Ebbene, l'uomo accusato del delitto, Luigi Sibillo, ha iniziato a parlare con il pubblico ministero. Natascia Bettiolo è stata uccisa in un raptus di gelosia. Durante l'interrogatorio di garanzia, il 29 maggio, aveva scelto di non parlare con gli inquirenti avvalendosi della facoltà di non rispondere. Ora Luigi Sibillo, pizzaiolo 35enne di origine napoletana, accusato di omicidio premeditato, ha scelto di parlare. Natascia Bettiolo è stata assassinata con 8 coltellate di fronte alla scuola nella quale lavorava come cuoca dall'uomo col quale aveva intrecciato una breve relazione, finita dopo pochi mesi e che lei non aveva intenzione di riallacciare. Sibillo ha raccontato di aver avuto un momento di smarrimento di fronte alla donna della quale era ancora innamorato, un raptus. L'ha colpita con un coltello sul collo e sul ventre, tentando poi di togliersi la vita con la stessa arma. Sibillo è stato interrogato nel carcere Due Palazzi di Padova. Ladro portabagagli allo scalo aeroportuale di Tessera nel Veneziano. L'addetto è stato sorpreso a rubare i contenuti delle valigie nella fase di carico e scarico prima e dopo l'atterraggio degli aerei. Doveva occuparsi del carico e scarico delle valigie in stiva in aeroporto a Tessera e in effetti lo faceva, ma con tanto troppo zelo al punto da rubarne il contenuto presente, ovviamente quello più pregiato. Il ladro portabagagli, un dipendente italiano di 44 anni di una società operante presso lo scalo veneziano, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza posizionate dopo le tante denunce presentate alla stazione dei Carabinieri di Tessera dagli stessi viaggiatori depredati. Il ladro portabagagli sorpreso a rubare di tutto: telefoni cellulari, gioielli, carte di credito e di debito, banconote estere. Nella mattinata di ieri scattata la perquisizione a casa da parte dei militari. A quanto si apprende, i furti avvenivano prima del decollo degli aerei o subito dopo l'atterraggio, prima della riconsegna agli ignari viaggiatori delle valigie. Numerosi gli oggetti recuperati. I carabinieri invitano i derubati a sporgere denuncia quanto prima, al fine di restituire il materiale rinvenuto agli stessi legittimi proprietari. Un Giovanni Manildo a tutto campo ieri sera nel corso di 20 e 10, dalle richieste al governo sul fronte profughi all'aeroporto di Treviso, dalle risposte ai leghisti sulla campagna elettorale di fatto già iniziata all'annuncio di nuovi parcheggi gratuiti in città. Sentiamo cosa risponde al segretario del Carroccio Dimitri Coin, che lo accusa di essere stato bravo a far ricadere le colpe sui suoi assessori. Rispetto le opinioni di chi le fa, magari lui sarà convinto di questo. Noi siamo una squadra, lavoriamo come squadra, ci dividiamo i compiti, ci dividiamo le responsabilità, poi alla fine comunque chi ci mette la faccia sono sempre io, quindi questo lo faccio volentieri, anche perché la mia squadra è una squadra di persone che è cresciuta in 4 anni. Chi vede dall'altra parte? Beh, facciamo che siano loro a scegliere e poi chi sarà lo vedremo, lo saluteremo insieme in modo rispettoso, auspicando una
campagna elettorale pulita sui temi per il bene della città, lealmente e cavallerescamente ci si affronta. Però ho sentito, sono dosante, ma mi pare che abbia un nome, almeno così lascio intuire. C'è questo nome di Francesco Benazzi che torna, il direttore dell'Ulstramarca? Io e Francesco Benazzi ci sentiamo spesso, se sarà lui, diciamo che lui sempre mi smentisce il fatto di candidarsi. Sento anch'io il nome ricorrente, però chi sarà e con rispetto e con voglia di fare una competizione pulita, chiunque sarà andrà bene. Forse più probabile l'assessore regionale al turismo Federico Caner? Federico è una persona che conosco molto bene e sicuramente sono dei nomi che potrebbero andare assolutamente bene, però ripeto, non sono io che posso scegliere il mio competitore, quindi vedremo chi sarà. Ma come vede l'alleanza tra Forza Italia e Lega? Qui a Treviso regge o come... Sul fronte nazionale ci sono un po' di frizioni? Guardo molto poco quello che fanno gli altri, quindi penso che il futuro dipenda da noi, non dagli altri, quindi guardo con rispetto, ovviamente cerco di essere informato, ma sono molto più attento a quello che potrei costruire io. Abbiamo individuato come un'area importante per avere prima 200 posti gratuiti, poi arrivare a ulteriori 200 per arrivare a più di 400 posti gratuiti nella zona stadio, l'ex parcheggio Telecom, quello che era aperto quando il Treviso era in Serie A, il Treviso Calcio era in Serie A, quindi aumentare l'offerta di parcheggi lì. Abbiamo un aumento di parcheggi, ottantina di posti gratuiti nella zona dell'ATS, via Lancieri Novara, al di là del PUT, vicino alla chiesa di Sacro Cuore. Stiamo cercando di aumentare l'offerta dei parcheggi gratuiti a ridosso della città. Ed ora torniamo a parlare dei tuffi dal ponte di Calatrava a Venezia, maleducazione che ogni estate anima la discussione in centro storico. Questa volta però sono arrivate le scuse a tutta la città. Chiedo scusa a Venezia e ai veneziani, non pensavo fosse vietato e non mi aspettavo una tale attenzione dei media. Non credeva fosse vietato e ora uno dei 6 turisti belgi che si è tuffato dal ponte di Calatrava si rende conto della gravità ma anche della pericolosità del gesto. Ha poco più di 20 anni e chiede di rimanere anonimo, anche ora che è già ripartito per il suo tour in giro per l'Europa con gli amici. Non volevo far nulla di male, continua, alla fine abbiamo dovuto pagare una multa. Non sapevo che fosse vietato tuffarsi dai ponti. Per il gruppo anche una denuncia per attentato alla sicurezza della navigazione e un ordine di allontanamento di 48 ore dal centro urbano. Intanto l'ennesimo episodio ha indotto nuovamente il sindaco Brugnaro a chiedere al Presidente del Consiglio di approvare la proposta di legge presentata in Parlamento da Andrea Causin per conferire poteri penali al giudice di pace. È dall'inizio del suo mandato che il primo cittadino chiede di poter mettere in camera di sicurezza per una notte chi si comporta male in città, tra ubriachi, ladruncoli e mendicanti molesti. Ora ci sono anche i tuffatori. Ed ora in collegamento telefonico Vanessa Banzato ci racconta la vicenda di un cittadino indiano multato perché sorpreso con una prostituta. L'uomo però era anche clandestino sul nostro territorio. Raccontaci tutto, Vanessa, buongiorno. Sì, buongiorno. Si è trattato con una prostituta, ma è stato scoperto durante un controllo dalla Polizia Locale dei Castelli di Montecchio Maggiore. Gli agenti hanno scoperto che il cliente, un indiano, era completamente clandestino e il conto da pagare è stato decisamente più alto rispetto a quanto avrebbe speso con la compagna di passaggio. Per lui infatti 500 euro di multa per violazione dell'ordinanza antiprostituzione, una denuncia e l'avvio della pratica d'espulsione. Una brutta avventura per l'extracomunitario che aveva pensato di sollazzarsi con una lucciola in piena notte lontano da occhi indiscreti. Non ha però fatto i conti con la pattuglia in borghese che l'ha incastrato trovandolo totalmente illegale in Italia e privo di documenti. L'episodio rientra in un'intensa attività notturna che su oltre 50 controlli in poche ore ha portato a 16 multe per violazione del codice della strada, oltre a 2 violazioni dell'ordinanza antiprostituzione e 2 per ubriachezza manifesta. Questo per il momento è tutto, ricedo la linea allo studio. Grazie e buon lavoro a Vanessa Banzato, adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi. Di nuovo in diretta con la prima edizione, ancora cronaca, cerca di rubare all'interno di un mezzo delle pompe funebri ma non si accorge che le telecamere di videosorveglianza stanno riprendendo tutto.
ha avuto la macabra e poco furba idea di rubare all'interno di un furgone delle pompe funebri. Il tutto poi proprio sotto la telecamera di videosorveglianza posizionata dall'amministrazione di San Donà di Piave. E così la sua mossa fulminea, seguita praticamente in diretta dagli agenti di polizia locale, è stata la tomba del suo ladrocinio. Gli erano bastati pochi secondi di distrazione per scippare un portafogli con 100 euro all'interno della cabina. L'autista era impegnato ad appendere alcuni necrologi in zona. Un tempo sufficiente però a un ragazzo di 22 anni, italiano senza fissa dimora, per intrufolarsi. Appena tornato, il titolare ha allertato la polizia locale, che ha scoperto come il furto fosse avvenuto nel campo visivo di una videocamera di sorveglianza. Dopo un breve pattugliamento, il giovane è stato identificato all'uscita di una tabaccheria. Aveva già speso qualche spicciolo per una consumazione in un bar e per sigarette e gomme da masticare. Tutto sequestrato, risultando corpo di reato. L'autore del furto è stato denunciato a piede libero. Ed ora la vicenda di profughi che sarebbero sfruttati per lavori sottopagati dopo la denuncia del sindaco trevigiano di Oderzo. Ora interviene anche la CGIL, che invita tutti i primi cittadini a segnalare episodi simili. Profughi proposti come stagisti alle ditte con stipendi da 400 euro al mese e testuale, senza pretese retributive. Il caso denunciato dal sindaco di Oderzo, Maria Scardellato, raccontato da Antena 3, fa il giro d'Italia e fa saltare sulla sedia il segretario generale della CGIL Treviso, Giacomo Vendrame. Oltre a gridare allo scandalo bisogna essere immediatamente operativi e quindi il sindacato è qui, che ci segnalino i sindaci se hanno queste cose, voglio dire, alle organizzazioni confederali per poter intervenire o loro intervengano direttamente con le autorità, perché è una situazione che non si può assolutamente tollerare da nessun punto di vista e bisogna bloccarla immediatamente sul nascere. I sindacati avevano più volte prospettato in passato questo rischio a fronte dell'arrivo dei richiedenti asilo e della loro complessa gestione. Purtroppo la situazione per quanto riguarda alcuni immigrati, in particolare richiedenti asilo, è delicata e in qualche modo è prevedibile che succedano queste cose. Bisogna intervenire immediatamente per evitarlo, a garanzia di tutti, compresi i richiedenti asilo. I migranti sono gentili, umili, volenterosi, con un'ottima resistenza fisica e senza alcuna pretesa dal punto di vista retributivo, professionale o di turnazione, si legge testualmente nella nota della Coop, messo nero su bianco. Se si permette di mettere nero su bianco bisogna stroncarlo immediatamente, bisogna da questo punto di vista avere tolleranza zero per davvero, perché altrimenti rischiamo veramente una degenerazione pericolosa, tra l'altro con la strumentalizzazione del fatto dei richiedenti asilo e dei lavoratori immigrati in genere, non ce lo possiamo permettere. Ci spostiamo in provincia di Padova, manifestazione in piazza ieri sera a 2 Carrare per dire no alla costruzione di un nuovo mega centro commerciale davanti al Castello del Cataio. Più di 700 fiaccole hanno illuminato la notte di 2 Carrare. Associazioni, politici e molti cittadini hanno sfilato lungo via Roma per dire no alla costruzione del nuovo centro commerciale. Corteo che ha visto attimi di tensione quando manifestanti di sinistra non hanno gradito la presenza di uno sparuto gruppo di Forza Nuova che ha preso parte alla protesta con uno striscione e bandiere italiane. Fuori fascisti! Il comune usato come uno schermo per mostrare immagini di centri commerciali abbandonati a monito di cosa potrebbe succedere. Perché non si può più devastare territorio, non si può più creare queste situazioni che sono situazioni ormai insostenibili da parte di costruttori o di speculatori che non hanno nessun senso logico. Dalla piazza si invita il sindaco Moro a non firmare l'accordo di programma, da parte dell'associazione di categoria una mano tesa. Mettiamo in campo tutto quello che possiamo per aiutare il sindaco a dire no deciso, un no deciso a questa grande struttura di vendita. Quello che viene definito un mostro di oltre 300.000 metri quadri spaventa dal punto di vista economico, turistico e ambientale. Il cemento non assorbe l'acqua, ricordano i manifestanti, e il territorio della Bassa Padovana è tra i più esposti al rischio idrogeologico. Se pensiamo che dal 2012 al 2015 nel territorio padovano sono stati consumati oltre 160 ettari di terreno agricolo, si è giunto il momento di dire no a questo consumo e a questo sperpero.
Strage di tartarughe marine sulle spiagge del Lido di Venezia, almeno 8 in una settimana. Troppe imbarcazioni che viaggiano come fossero in autostrada, denuncia il WWF, che poi chiede a tutti i bagnanti e soprattutto ai naviganti a collaborare al salvataggio. Tanto è emozionante vedere una tartaruga marina guarita dopo un ricovero tornare nel suo ambiente naturale, quanto è triste vederle giungere a riva senza vita, squarciate da eliche di motori marini, come documentato a Sant'Erasmo dal fotografo e naturalista Marco Basso. È una estate di moria di tartarughe sulle spiagge del Lido di Venezia, almeno 8 in una settimana. Sono tantissime imbarcazioni che attraversano il mare Adriatico, teniamo conto che qua c'è una altissima concentrazione di tartarughe giovani, forse una delle più alte del Mediterraneo, e purtroppo questo può capitare appunto che a volte le tartarughe siano in difficoltà. La cosa importante è cercare comunque di rivolgersi il prima possibile alla Capitaneria di Porto o anche a noi che attraverso una rete di volontari cerchiamo di salvare questi animali, o anche in contatto con l'Università di Padova riusciamo insomma a fare attività di ricerca scientifica su questi animali che sono poco conosciuti. 348 26 86 472 è il numero dei volontari WWF Alberoni che potranno aiutarvi nel recupero di una tartaruga, oppure c'è sempre il numero 1530 della Capitaneria di Porto, per prendersi cura degli anfibi feriti e a permettergli di ritornare felici in acqua, come in questo video di Piero Fontana, per la gioia di bambini e adulti. E ora le previsioni meteo per le prossime ore sulle nostre regioni. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. L'anticiclone Caronte cede un po' su tutto il nostro paese, sulle nostre regioni in particolare il tempo sarà un po' instabile, vediamo le aree più colpite. Sul Veneto tempo più soleggiato al mattino, salvo addensamenti sui rilievi, ma nel pomeriggio si intensificherà la nuvolosità sulle Alpi, sulle Prealpi e anche sulle pianure centrali, con rovesci sparsi e locali temporali. Andrà meglio altrove con più sole. Vediamo anche le temperature previste, le massime risultano essere comprese tra i 24 e i 30 gradi, i valori minimi tra i 14 e i 19 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Cieli più nuvolosi soprattutto nelle ore pomeridiane sui settori alpini con locali rovesci e temporali, fenomeni più intensi sui rilievi di nord-ovest, bel tempo invece altrove. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 26 e i 28 gradi, minime intorno ai 15-19 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, nubi con locali rovesci o temporali sui confini alpini e sui rilievi nord-orientali del Trentino, sole e bel tempo sul resto della regione. Temperature massime attese sui 29 gradi, i valori minimi previsti intorno ai 15 gradi circa. Il mare sarà generalmente quasi calmo, i venti deboli da nord sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10, ospiti in studio il consigliere regionale Alberto Villanova e Nicola Atalmi. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, buona giornata.